Esciuto pazzo Aurelio, esciuto pazzo De Laurentiis, voglio. Non rifaremo il San Paolo, lo stadio Diego Armando Maradona, ma rifaremo uno stadio nuovo, a Bagnoli. 2027, la prima amichevole. Cioè ragazzi, ma se n'è uscito così ieri a caso, cioè, non ho parole. Io veramente questa volta mi ha lasciato senza parole, voglio. Questa volta mi ha lasciato senza parole. Perché sarebbe allucinante avere uno stadio di proprietà con il centro sportivo di 12 campi accanto allo stadio. Quindi sarebbe una cosa clamorosa. Voglio. Comunque, giovani, buonasera e ben ritrovati sul canale di Napolis 1906. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Voglio. se ne esce così, la prima pietra sarà posata tra 18 mesi, in 30 mesi il nuovo impianto sarà pronto. Nel 2027 la prima gara amichevole, immagino grandi fuochi pirotecnici per un'inaugurazione hollywoodiana. Nel 2033 così saremo già pronti per gli europei, perché lui aggiunge ci sono 5 stati per gli europei 2032 e Napoli si candida ad essere uno di questi stati. Benissimo, noi tutti contenti perché e poi dice ci sarà anche il centro sportivo, la capienza del nuovo stadio secondo De Laurentiis sarà di 60.000 posti. Molti dicevano no, uno stadio da 40.000 è poco, 35.000 no, noi vogliamo massimo 45.000/50, 60.000 spettatori, così e accontentate, 5.000 spettatori in più rispetto allo stadio Diego Armando Maradona attuale. Però qui arriva la smentita questa mattina dal sindaco Manfredi, perché il sindaco Manfredi questa mattina se ne esce dicendo per bonificare Bagnoli servono 3-5 anni, restyling del Maradona è l'unica soluzione. E no, caro sindaco Manfredi, perché come ha detto De Laurentiis, io voglio saltare tutta la burocrazia. Ho già parlato con il governo, ho già parlato con tutto, mi danno il permesso, posso fare già tutto. Quindi fra 18 mesi noi iniziamo, ci sarà già la bonifica, inizierà la bonifica di Bagnoli e tutto, perché poi si parla di un centro commerciale, di un hotel, di vari ristoranti. Cioè ragazzi, voi dovete capire quanti posti di lavoro può dare una cosa del genere. Solo il mantenere lo stadio aperto per le foto e altre cose, cioè rendetevi conto, rendetevi veramente conto di questa cosa perché è veramente fondamentale. Cioè tu porti 1000, 2000, 3000 posti di lavoro, cioè non è una fesseria, pensiamoci bene, perché poi tu andando a fare i campi di allenamento, anche lì le persone vanno a cercare lavoro naturalmente, cioè, se ne è uscito pazzo De Laurentiis. Però a questo punto, sarei molto curioso di sapere il sindaco Manfredi Juventino cosa ne farà a questo punto dello stadio Maradona, se il Napoli poi eventualmente veramente facesse questo stadio. A quel punto, caro sindaco, cosa te ne fai del Maradona? Come lo utilizzerai il Maradona? Per far andare a correre quelle 100-200 persone al mese sulla pista d'atletica? Bene, e poi che ci fai? Lo lascerete come il collana, lo lascerete andare alla morte? E io solo questo vorrei sapere. Solo questo, perché poi si era parlato del restyling del Maradona, ma io sinceramente, mettiamoci proprio l'anima in pace. Il Maradona è uno stadio da buttare in terra e da ricostruire. Se proprio volevi fare le cose per bene, no? Dovevi buttarlo in terra e ricostruire. Perché lui ha detto devo spendere 100 milioni per fare il Maradona, che poi quelli sarebbero soldi pubblici se non sbaglio. De Laurentiis invece dice nell'intervista voglio cacciare i miei soldi, i miei, senza andare a prendere i soldi dalla regione, dal comune, di qua e di là. Sono soldi miei, investimenti miei personali. E questo è da apprezzare, Quindi quando ora diciamo caccia i soldi, finalmente li sta iniziando a cacciare questi soldi, anche se arriva con 20 anni di ritardo, perché io mi ricordo la famosa scugnizzeria, iniziò a parlare della scugnizzeria, penso più di 10 anni fa, Aurelio De Laurentiis, questa la famosa scugnizzeria, forse ha aperto un po' gli occhi e dice ma sai che c'è la primavera
iniziamo a fare come fanno il City, come fanno il Barcellona, come fa il Real Madrid, come fanno le grandi big, che si vanno a prendere i giocatori dalla primavera, li costruiscono e poi li portano in prima squadra e li rivendono. Occhio, perché questa cosa, ragazzi, nessuno la dice, ma sarebbe da fare veramente. Questa è una cosa molto particolare. E trapelavano già delle prime immagini sullo stadio, ragazzi, però ora poi ve la metterò anche come immagine di copertina. Non so se riesco a ritrovarla, questa foto del nuovo stadio Maradona, perché è allucinante, è allucinante. Poi, il nome quale sarà? Il famoso DAM, Diego Armando Maradona, oppure non si può mettere il nome Diego Armando Maradona perché c'è già lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli? In molti dicono la bonifica di Bagnoli sarebbe una scelta ottima perché finalmente lì c'è il mare, c'è tutto e porterebbe anche turismo, va bene, porterebbe tanto turismo in quella zona di Napoli per Stadio Nuovo, ecco qui porterebbe tantissima gente a investire anche su quella parte. Ragazzi, questa è una cosa. Questa cosa del sindaco. Intanto c'è anche l'avvocato parla del possibile restyling del Maradona. La proposta di Laurentiis è quella di realizzare un impianto a Bagnoli. La proposta necessita della condivisione di tutti gli attori, c'è la disponibilità da parte della società. Il presidente ha verificato la possibilità di effettuare contestualmente i lavori e lasciare spazio a secondo un'indagine emersa da Bagnoli che sia la destinazione migliore. Ad oggi sono in corso la partenza alle procedure per la bonifica, dopo quelle di appalto. Da qui a 18 mesi avremo l'area bonificata restituita alla città. Ieri a Roma in cabina di regia hanno confermato l'inizio dei lavori e il completamento che sarà a 14-24 mesi. A partire dal giorno in cui si inizierà con i lavori, poi ci sarà la definitiva contenuto dell'area che è di 250 ettari. È previsto un grande parco urbano di ben 120 ettari, nell'ambito dei quali il presidente ha ipotizzato di realizzare un impianto. L'idea è di realizzare sia lo stadio che un centro tecnico con campi di allenamento e prevedere anche dei campi di calcio che possano essere utilizzati dai ragazzi meno fortunati. I terreni sono di proprietà dello Stato, quindi è il governo che si è fatto carico di tutte queste attività e quando gli impianti saranno completati verranno date al comune, alla città. Ad oggi gli studi effettuati sullo stadio Diego Armando Maradona non hanno restituito una fattibilità tecnica perché si dovrebbe costruire uno stadio nello stadio e questa è la cosa che vi dicevo io, cioè la via possibile era di costruire uno stadio dentro il Maradona, fare come ha fatto l'Atalanta, smontare un pezzo e costruire, smontare un pezzo e costruire, ma è difficile, ma metterebbe in discussione la possibilità di giocare a Napoli la squadra. In questo il presidente ha abbandonato l'idea del restyling del Maradona per realizzare un impianto moderno altrove. La candidatura del Maradona per Euro 32 potrebbe riguardare anche il nuovo impianto perché ci siamo con le tempistiche. L'idea è di concentrare lo stadio, il centro sportivo in un sito unico, ove ci fossero diverse vedute da parte degli altri attori. Si potrebbe ipotizzare soluzioni alternative. La speranza è realizzare l'impianto e la parte sportiva in un unico luogo. Il prossimo step è la condivisione del progetto agli organi di governo per l'approvazione. Quindi dovrebbero iniziare i lavori, va bene, per questa bonifica dello stadio Diego Armando Maradona, scusatemi, del nuovo stadio del Napoli. Io dico sempre stadio Diego Armando Maradona perché per me sarà un colpo al cuore non vedere il Napoli in quello stadio. Però sinceramente il Maradona cade a pezzi. Il Maradona cade a pezzi e fare un restyling non servirebbe a nulla, perché poi si fa come le Universiadi, l'hanno fatto dentro, l'hanno arronzato un po' dentro, ma fuori è da terzo mondo, diciamoci la verità, è veramente da terzo mondo. Uno stadio tipo lo Juventus Stadium moderno, o come quello del Bayern Monaco, o quello del Real Madrid, ipermoderno, addirittura quello del Real Madrid, il terreno di gioco scompare sotto il terreno di gioco, per dare modo all'erba di rigenerarsi e far salire l'altro manto erboso. Cioè, è una cosa allucinante, andatevelo a vedere, perché poi fanno campi da tennis, cose, tutto in contemporanea, dividono di là tennis, di qua basket. È allucinante veramente questo nuovo stadio del Real Madrid. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo nuovo stadio. Io sono molto contento, sono veramente contento perché finalmente si inizia a fare qualcosa, soprattutto anche per la città,
per i napoletani stessi, perché si potrebbero sbloccare tanti di quei posti di lavoro anche nei cantieri, nei cosi, che voi non avete nemmeno idea. Comunque iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli. Noi ci vediamo più tardi, nel post partita di Napoli-Torino, sperando di farlo uscire in orario, perché sapete che lavoro e oggi è festa delle donne, buona festa a tutte le donne, anche se questa cosa, dire buona festa alle donne, la donna la dovete onorare tutti i giorni, non sull'oggi, proprio fa la chiavatella, cioè lasciamo perdere. Comunque iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli, ciao.